serie della 4x400. Sembrano tutte su per giù appagliate. Ecco, adesso c'è un leggero vantaggio per la prima corsia alla Garina Cruz Team, che ha già recuperato sulla squadra che era in seconda corsia, ma come sempre dobbiamo un attimo attendere i primi cambi per stabilire qualcosa di più o meno preciso. Ecco qua le squadre sul retino principale, ottava corsia Vittorio Alfieri di Asti in maglia verde, vediamo chi effettuerà per primo il cambio, e la quarta e quinta corsia, cioè l'Atletica Livorno e l'Atletica Bergamo. Posizione in maglia nera. Scusate, il 6 è la Ana Atletica Feltre, abbiamo sbagliato, seconda posizione per la Ana Atletica Feltre in maglia nera, che adesso va in prima posizione, quindi passa in seconda posizione l'Atletica Bergamo. Ecco qui che si cerca il contrattacco per l'Atletica Bergamo, che non c'è stata in prima posizione. Intanto in pedana Riccardo Pagana, Atletica Santa Venezia 7-26 per il finalista seconda posizione per il CUS Parma, quindi prima Ana Atletica Feltre. Adesso il CUS Parma è passato in vantaggio proprio nell'ultima frazione con Ivan Niki. CUS Parma nettamente in vantaggio su questa curva. Sembrano abbastanza definite le